Allora, eccoci qua all'ultima mezz'ora, poco più insomma, della nostra trasmissione. Vi faccio vedere quello che, e prego anche l'amico ospite che abbiamo in linea, è Raffaele Padrone, buongiorno. Buongiorno direttore, buongiorno Vito, ai telespettatori. Hai un video vicino, perché ti faccio vedere Sì. Ecco, cosa ha fatto, la proposta di Floris. Tu sai che c'è questa accoglienza di immigrati, questa continua affluenza, che poi mi dirai qual è la situazione di questo, di quello che sta accadendo a Roma e a Napoli. Dal punto di vista della polizia. Certo. Guardate cosa dice Floris, il numero 14, regia, prego. Penso punto 5, educare all'accoglienza. Io sono convinto che si debba istituire un servizio civile obbligatorio per i nostri figli, servizio per gli altri sì, e andare a accogliere, a integrare gli immigrati. Io sono convinto che il vero patriota è quello che insegna agli altri a essere italiano, no? Allora diamolo come compito ai nostri giovani, capiranno quella dimensione collettiva, quella dimensione sociale che un po' manca nella loro chiave di lettura del mondo. Allora, a te la parola. Ma mi dispiace sentire Floris che parla di queste cose in questa maniera. Guarda, ho conosciuto Floris all'università, io ero a Teramo, guarda, perdonami, ma è cambiato nei tempi anche lui, è cambiato la società, è cambiato anche Floris. Lo stimavo come professore, ma direi che proprio come politico non ci siamo. Purtroppo non ci siamo neanche con quello che sta succedendo, entriamo invece nel nostro vero discorso, non ci siamo per quello che sta succedendo, caro Vito. Noi come forze di polizia, non solo come polizia di Stato, parlo anche dei carabinieri e di chi partecipa con noi in piazza. Innanzitutto voglio rispondere, se mi permetti, guarda, dovevo dirlo alla fine, ma ho sentito poi l'ultimo commento di un tuo ospite. Volevo dire che noi non siamo servi di nessuno e siamo servitori dello Stato. Poi è lo Stato che in questo momento secondo me ci deve dire se sta con questi criminali o se sta con noi. Questa è la realtà, con noi che serviamo le istituzioni e con noi che garantiamo la sicurezza, perché se non garantiamo noi la sicurezza allora diamo libertà a tutti di fare quello che vogliono, andiamo a casa, ci pagano, andiamo a casa e poi ognuno faccia un po' quello che vuole, anche lui se vuole uscire la sera o le sue figlie possono uscire la sera tranquillamente. Io credo che la polizia e le forze dell'ordine ci debbano essere. Sai cosa mi ha fatto specie e ho avuto anche paura, Raffaele, quando ho visto delle immagini per strada di questi ragazzi, questi giovanotti che hanno assalito un poliziotto, lo stavano piccando, menando forte, e soprattutto quando ci sono stati gli attacchi alle auto delle polizie. Certo, che paghiamo tutti, anche quel signore che ha criticato un po' l'operato. Ecco. E io dico questo, noi ci troviamo in uno stato di allarme terribile, siamo abituati al nostro mestiere, teniamo però a dire che abbiamo paura di altre proteste di piazza, questo sì. D'altronde, se ti ricordi in un mio intervento durante il periodo di lockdown, ti dissi già allora noi abbiamo delle grosse preoccupazioni per quello che sarà settembre-ottobre, se ti ricordi. Oggi ci troviamo proprio a fronteggiare queste situazioni di piazza, ma non tanto per le manifestazioni, quelle organizzate, quelle a cui tutti debbono chiedere alle questure e alle prefetture la possibilità di svolgerla, ma temiamo i disordini di piazza perché potrebbero essere anche improvvise. Anche l'altro giorno il capo della polizia, il prefetto Gabrielli, ha detto
alle questure attenzioni perché potrebbero esserci di questi disordini, ma lo sapevamo già da settembre-ottobre, tant'è che diversamente da questo Stato che cerca di mettere delle pezze, caro direttore, questa volta si chiama Covid, ma ultimamente credo che stiano un po' cercando di mettere pezze in qualsiasi argomento debba essere fronteggiato, in questo caso si chiama Covid, ma è proprio una grossa delusione. Noi abbiamo paura della criminalità che si infiltra in queste proteste. D'altronde ci hanno dato ragione i due fermi, dopo che hai parlato di quelle immagini, abbiamo fermato chiaramente 2 persone. Queste 2 persone non avevano niente a che fare con quelli che devono e hanno diritto di protestare, che sono i commercianti, perché io sono con i commercianti, e tutti gli uomini delle forze dell'ordine sono con queste. Il problema è che queste persone che abbiamo fermato erano già pregiudicati, erano già persone che avevano avuto a che fare con la giustizia. Il problema è un altro, caro Vito: non ci sono delle leggi forti che ci diano la possibilità di arrestare queste persone, perché queste persone sono state denunciate con 1 anno e 8 mesi di reclusione, ma sono fuori, come sai, no? Sono già fuori, hanno subito e quindi devono andare solamente a firmare durante la giornata, quindi è inutile, ci servono delle leggi severe per salvaguardare gli uomini e la sicurezza, ma la dico la sicurezza di tutti, non solo gli uomini delle forze dell'ordine, uomini e donne. Questo è il problema. Ripeto, chi è stato preso è fuori e non aveva niente a che fare con questa gente. E poi chiaramente, ripeto, si stanno dimenticando, ma tu l'hai toccato con un video, perché questa mattina ti ho seguito per filo e per segno, ci stiamo dimenticando di un grosso problema, quello della immigrazione clandestina. Attenzione, perché c'è una lenta invasione di queste persone. Nessuno dice che ancora il 70-80 persone che giornalmente arrivano nelle nostre questure, soprattutto al nord-est, al nord, perché non è che si arriva solo dal mare, si arriva anche dalla rotta balcanica. E qui è venuto un ministro, l'attuale ministro Lamorgese, a dirci che non c'è un problema, un'emergenza di clandestini, non c'è un problema. Lo stesso ministro che l'altro giorno ha detto che solo il 2% di quelli che entrano hanno il virus e che hanno sto Covid, che sono positivi. Cioè, a me non me ne frega nulla, perché i nostri colleghi che sono lì a San Ferdinando, che hai visto, sono stati feriti, e ti dico che c'erano 14 positivi su 30 di questi signorini. Ma i nostri poliziotti feriti o agli altri, chi gli fa il tampone, chi gli fa un sierologico? Nessuno, mentre a questi sì, subito, immediatamente. Quindi io dico basta, veramente lo Stato qua deve dirci: stiamo con i criminali o stiamo con le forze dell'ordine? Perché sennò qua lo Stato è andato, caro Vito. Questo è il pensiero dell'FSP, Polizia di Stato, ma di tutte le forze dell'ordine. Cioè, non è possibile non poter reagire, ci chiamano fascisti. Vabbè. Cioè, tu lo sai. È una situazione triste, ed è giusto che la gente sappia, anche dal punto di vista vostro, quindi tutori di legge, soprattutto quelli che dovrebbero difendere i cittadini. Qualcuno dice voi siete contro i cittadini perché menate e picchiate. Ah, ecco, ho capito. Va bene. Riferisco. Sì, ma io ti seguo, sai, quindi sento la gente quello che pensa, però deve sapere anche queste cose dalla parte chiaramente delle forze dell'ordine. Noi rappresentiamo la terza sigla sindacale in Italia e ti dico anche questo,
come non si sono pensati in questi mesi di lockdown di procurarsi degli autobus per far andare i ragazzi a scuola in maniera più diluita, no? Pensano ai banchi, invece pensate agli autobus, se avevate tempo, come ai vaccini per l'antinfluenzale, tanta pubblicità e poi non ci sono. Allora cosa dovevano fare? Dovevano fare dei corsi di polizia, promuovere, invece siamo 23.000, 30.000 e da qua al 2023, che il 2023 è mercoledì, Vito, lasciami la battuta, mancano 43.000 poliziotti solo nella Polizia di Stato. Allora se vogliono lasciare in mano allo Stato, ai criminali, facessero pure, continuiamo così, perché tanto. Guarda, l'altro giorno, sabato, ti do questa notizia, sabato c'era un corso di 1184 poliziotti, è stato bloccato per Covid, quindi anche questi chissà quando li vediamo. Grazie Raffaele. Ti ringrazio, scusa lo sfogo. No, siamo qua per questo, grazie, è giusto che ci sia lo sfogo da parte di coloro i quali rappresentano la legge. Grazie infinite, ma al di là di questo io vorrei anche far presente anche quello che sta accadendo nel mondo dello spettacolo e dell'intrattenimento.